L'economia siciliana cresce nei primi 6 mesi di quest'anno, ma lo fa lentamente, restando indietro sia rispetto al resto d'Italia che rispetto a quello che era il tessuto economico dell'isola prima degli ultimi 10 anni di crisi. Stabile l'occupazione in crescita, le imprese di maggiori dimensioni, ma anche una perdurante crisi dell'edilizia è un preoccupante segnale di frenata nel turismo per quanto riguarda le presenze degli italiani in Sicilia. È l'analisi dei tecnici di Banca Italia contenuta nell'ultimo aggiornamento del consueto report L'economia della Sicilia, illustrato ieri dal direttore della sede di Palermo della Banca Italia, Pietro Raffa. Nel complesso i ricavi delle imprese industriali e dei servizi privati non finanziari si sono espansi in linea con quanto osservato nell'anno precedente e sono aumentate le esportazioni, anche al netto del comparto petrolifero. Le aspettative a breve termine rimangono positive secondo il risultato del sondaggio congiunturale della Banca d'Italia condotto presso un campione di 130 imprese industriali con almeno 20 addetti. Il leggero aumento nel 2018, la spesa per investimenti e per il 2019 i 2/3 delle imprese prevedono investimenti stabili rispetto al 2018, mentre tra le rimanenti le aspettative di aumento prevalgono su quelle di riduzione. Una prospettiva rosea da cui sono escluse le imprese di costruzioni che registrano un calo di ore lavorative in tutto il territorio regionale. Vola l'export in Sicilia, mentre il turismo segna il passo. Nel primo semestre del 2018 le esportazioni di merci siciliane sono aumentate a prezzi correnti del 15,2. È proseguita la tendenza positiva del settore petrolifero che rappresenta più della metà dell'export dell'isola, sebbene in rallentamento rispetto al 2017. L'andamento positivo ha interessato i comparti agroalimentari, chimico-farmaceutico e quello dell'elettronica. Sul fronte del turismo invece sono emersi segnali di rallentamento. I flussi sono cresciuti ma con un passo più contenuto rispetto al 2017. Gli arrivi di turisti italiani nei primi 6 mesi dell'anno sono diminuiti del 3%, quelli degli stranieri sono cresciuti però del 6,6%. La dinamica è stata eterogenea tra le province. Così sia a Palermo e a Ragusa si registrano performance positive, va peggio a Siracusa Agrigento e soprattutto Trapani, probabilmente a causa del taglio di voli Ryanair dallo scalo di Birgi. Resta stabile l'occupazione in Sicilia nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2017. Il numero di occupati infine è in linea con il dato della prima metà dell'anno scorso. Il tasso di disoccupazione è lievemente cresciuto per effetto di un aumento della partecipazione al mercato del lavoro, attestandosi al 22,3%, il doppio rispetto alla media nazionale.